aiutarmi a Sì, passare. mi Buongiorno, siamo qui oggi con la signora Teresa Pelos. Dire in poche parole chi è la signora Pelos è impossibile, perché ha fatto talmente tanto nella sua vita che ci vorrebbe un libro per raccontarla. Però sentiamo dalle sue parole chi è e il suo percorso, la sua storia, cosa l'ha portata a fare quello che ha fatto e quello che ci vuole raccontare. Ci dica signora, ci racconti tutto. Beh, io ho avuto la fortuna di avere dei genitori cristiani, di vivere in una famiglia in cui si credeva i valori e proprio su questa dimensione è stata formata tutta la mia vita e tutto il mio percorso. Raccontare fin da giovane sono stata una militante dell'Azione Cattolica, poi ho fatto tantissimi anni catechismo. Mio figlio aveva un figlio solo unico, ha deciso proprio per i principi cristiani che noi avevamo trasmesso a questo ragazzo e grazie a aver incontrato nel suo cammino Don Mario Dall'Arche, ha deciso di entrare in seminario. Per noi è stata una sofferenza, specialmente per il papà, perché il figlio unico, però io ho sempre detto che il Signore ci dà i figli non per noi ma per Lui e quindi serenamente abbiamo accettato questa decisione. Devo continuare. Sì, dopo, allora, lei, dopo suo figlio è scomparso a 15 anni, se non sbaglio, e lei ha deciso a causa di una leucemia, e lei ha deciso di dedicare praticamente la sua vita alla lotta a questa malattia. E, e cosa l'ha spinta? Perché lei ha realizzato delle opere meravigliose in questi 28 anni che è stato presidente dell'AIL. Ci racconti dall'inizio la genesi di questa AIL e cosa l'ha spinta, cosa le dava la forza in questi anni a andare avanti? Beh, prima di tutto devo dire che il centro leucemie infantili di Padova, qua negli anni 86, quando ero ricoverata con mio figlio, eravamo a livello di terzo mondo. Cosa vergognosa, 20 bambini su camerette dove noi mamme dovevamo star sedute in una seggiolina d'asilo perché una normale tra un lettino e l'altro non stava. Un solo servizio igienico per tutti quanti, 20 bambini e 20 mamme. E allora, grazie al professor Zanesco che mi ha stimolato, allora direttore di questo centro, mi ha stimolato a fare qualche cosa per migliorare questa situazione. E da là sono partita con un grande entusiasmo, prima di tutto per sistemare un po' questo centro a Padova, per dare una ospitalità, un appartamento ai genitori che erano ricoverati in modo da potersi andare a fare una doccia e farsi anche qualche cosa da mangiare e poi continuamente abbiamo sostenuto con apparecchiature scientifiche, borse di studio per i medici, li abbiamo mandati in America per imparare. Tutto questo si parla negli anni 80, 86, dell'86 al 90. Capito? È stata aiutata dalle istituzioni o ha dovuto fare tutto lei da sola? Io praticamente non ho mai chiesto niente alle istituzioni pubbliche, ho chiesto solo il permesso di lasciarci realizzare qualche cosa. Io ho sempre ribadito e ribadisco tuttora che il volontariato è bello perché è immediato. Noi come volontari possiamo realizzare progetti immediati, mentre se passiamo attraverso le direzioni, solo per acquistare una sedia passano dei mesi. E quindi il nostro impegno è stato quello di donare, non ho mai chiesto niente alle istituzioni pubbliche e di questo ne sono orgogliosa. Tutto quello che è stato realizzato grazie a persone semplici come lo sono stata io. Lei in tutto questo cammino, come lei può vedere, di tutto quello che è stato fatto da persone semplici, non abbiamo avuto bisogno di professori o di dottori per poter fare qualche cosa, anzi questi personaggi hanno avuto molto da lei.
Riesci a quantificare in questi anni qual è la cifra che è riuscita a accumulare? Certo, certo, guardi, proprio tempo fa ho avuto un incontro con il presidente della regione, il dottor Luca Zaia, e proprio mi ha fatto questa domanda. Allora io mi sono messa, sono andata un po' negli archivi nostri e ho visto che solo per la sanità abbiamo dato 9 milioni di euro più 1.300.000 euro destinati all'aiuto alle famiglie, cioè quelli che erano in bisogni per farmaci non mutuabili e tutte queste cose. Tener poi da parte i soldi raccolti sono molti di più. Dopo abbiamo avuto il sostegno alle case AIL che abbiamo in giro, l'acquisto di attrezzature, il rimborso spese ai volontari, tutte queste cose qua, ma la sanità pubblica abbiamo dato oltre 9 milioni di euro. Una cifra incredibile. E quindi lei con questo lavoro che ha fatto in questi 28 anni è riuscita a migliorare notevolmente anche le strutture di accoglienza per le famiglie che vanno ad assistere i malati di leucemia, mi sembra, vero? Certo, certo, naturalmente tutte le patologie che riguardano le malattie del sangue, le malattie metaboliche, e ci siamo impegnati, oltre che a questo, a realizzare laboratori di ricerca. Lei deve solo pensare che in questi 28 anni sono stati specializzati tra scuole di specializzazione e master all'estero, in Italia, e progetti di ricerca oltre 200 medici Attraverso lei. attraverso Cioè, l'AI. quindi un'opera veramente, una guerra a questa terribile malattia che ci sono stati fatti dei passi avanti notevoli. A che punto siamo adesso con la ricerca e con la... Beh, ci vogliono ancora parecchi anni. Io dico sempre di puntare molto sulla ricerca. La ricerca va fatta sì partendo dai nostri ospedali periferici, ma ci vuole una ricerca fatta con le università, altrimenti non si fa strada. Il mio motto è questo: senza ricerca non ci sarà futuro per queste malattie. quindi avanti con la ricerca. E in questi 28 anni c'è qualcosa, un episodio o qualche cosa che lei ha realizzato alla quale si sente più vicina, più attaccata, più orgogliosa di aver realizzato di tutte le opere che ha concluso in questi lunghi anni? Beh, io le dico che la cosa che mi ha fatto più, che mi ha dato più soddisfazione è stata quella di poter avere una ematologia a Treviso. E quindi la Regione Veneto allora non voleva ematologie in provincia di Treviso, diceva che bastavano quelle di Vicenza e di Verona, poi c'era anche Venezia, però il numero delle persone è così talmente elevato che c'era bisogno assolutamente. Allora anche qua mi sono impegnata di fare una ricerca, di portare questa ricerca alla Regione Veneto. Abbiamo dimostrato quante persone si ammalano in provincia di Treviso di questa patologia, sia bambini che adulti, e così grazie all'allora assessore onorevole Fabio Gava ci ha dato l'autorizzazione di avere un'ematologia a Treviso. Per avere un'ematologia a Treviso io ho dovuto assumermi l'impegno di realizzare un reparto. E ho avuto la fortuna che in quel anno si erano trasferiti la medicina seconda in un nuovo padiglione, quindi era rimasto questo reparto di medicina vuoto e lei si è impegnata. Io ho sottoscritto un impegno con il direttore generale di allora, il dottor Claudio Dario, per 1 milione di euro per realizzare questo reparto. Quando ho sottoscritto, ho mandato questa lettera, i revisori di conti vengono e mi dicono: ma cosa hai fermato? Ma questa volta ti mangiano la casa, ma cosa hai fatto? E io ho risposto sempre con la fiducia e con la mia serenità che finché lavoro per gli altri il Signore non mi abbandona. E quindi sono riuscita a reperire questi fondi e non basta questo. Dopodiché mi sono accorta che bisognava avere anche qua una diagnosi precoce. Prima, per fare una citogenetica, bisognava aspettare 2, 3, 4, anche 2 mesi. Adesso
io ho detto mettiamo una citogenetica anche a Treviso e così è stato. E adesso in 5 giorni hanno risposto per questa malattia. E poi abbiamo fatto un passo ancora più avanti, pur non essendo medico, ho detto ma è la malattia minima residua, non bisogna sottovalutarla e così abbiamo messo in piedi anche il laboratorio di biologia molecolare. In tutti questi anni lei ha conosciuto persone, ha incontrato il Papa, ho visto, ha incontrato il Presidente, è stata insignita anche della medaglia d'oro al valore civile e ha ricevuto moltissime onorificenze e premi e riconoscimenti per la sua opera. Qual è la cosa che le ha dato la persona o le persone che ha incontrato in questi anni che le restano più dentro, che le hanno dato di più? Allora, certamente li ammalati. Ah, mamma mia, posso rispondere? Certo, certo. Osteri. Pronto?